Le uve si trovano in fase di invaiatura, in particolar modo in stato avanzato le varietà destinate al taglio come il Pinot Chardonnay, mentre siamo agli inizi per quanto riguarda la glera. La campagna vitivinicola 2021, come anche indicato nella precedente intervista, è molto complicata sotto il punto di vista del clima. Infatti, successivamente alla gelata si sono verificati numerosi eventi grandinigeni sia nella parte friulana ma anche nella parte veneta, e soprattutto poi questi eventi si sono intervallati tra un periodo prima siccitoso e un periodo, quello attuale, in cui c'è un'abbondanza presenza di risorsa idrica. Per quanto riguarda lo stato sanitario delle uve, gli operatori sono stati bravi, hanno fatto il loro lavoro e sono riusciti a contenere le principali fitopatie della vite, anche se proprio già dall'anno scorso, ma anche in quest'anno, ci sono delle forti criticità per quanto riguarda il mal dell'esca e anche soprattutto la flavescenza dorata. Per quanto riguarda invece la quantità, come consorzio stimiamo delle rese inferiori a quelle massime previste dal disciplinare. Infatti, sentite le organizzazioni di categoria e poi con le regioni, verranno attivati delle idonee misure per far fronte a questa carenza di prodotto e poi anche, soddisfare quelle che sono le esigenze del mercato. Parlo in particolar modo dell'attingimento temporaneo, che vale solo per quest'annata, e per lo stoccaggio. Per quanto invece riguarda la qualità, è ancora un prematuro parlare e dare indicazioni su questo tema, in quanto verrà deciso soprattutto nell'ultima fase, ovvero quella della maturazione, però i presupposti sono buoni, almeno per le aree che non sono state colpite da grandine. Ringrazio Veneto Agricoltura per l'opportunità e auguro a tutti una buona vendemmia. Grazie.